Transenne in entrata e uscita, crepe forse datate e un vistoso avvallamento proprio dove il manufatto diventa lo sbarramento della diga di Soverzene. Il ponte è off limit da ieri pomeriggio dopo che un sopralluogo tecnico compiuto da Veneto Strade, Enel e Comune di Soverzene ha evidenziato presunti danneggiamenti nella parte che consente automaticamente lo sfioro delle piene. L'ordinanza di Veneto Strade, che ha interdetto la circolazione veicolare e pedonale sul ponte, dovrebbe essere in vigore per almeno 5 giorni, il tempo utile per sondare la staticità delle pile del ponte, ma c'è chi pensa che la chiusura durerà sicuramente qualche giorno in più. È un bel guaio, adesso non so come facciamo con i nostri clienti che la maggior parte vengono da Ponte. Preoccupazione? Abbastanza, lavori grossi adesso ci sono qua. Dal Comune di Soverzene fanno sapere che si ipotizza una deviazione delle acque del Piave che formano il lago di Valgallina per liberare le pile del manufatto e monitorare il loro stato. Se sarà davvero così, l'intervento costringerà ad una chiusura prolungata del ponte, giacché bisognerebbe aspettare che la portata del fiume rientri nei range definiti naturali. In municipio le telefonate dei cittadini si susseguono. C'è preoccupazione perché la chiusura costringe chi deve raggiungere la parte opposta del Piave a percorrere 25 km al giorno in più. L'unica via d'uscita è risalire la vecchia strada fino a Provagna per poi ridiscendere. Un percorso non facile, ostacolato dalle condizioni della strada pericolosamente sconnessa in più punti. Il divieto di transito sul ponte è tassativo e riguarda sia i mezzi di trasporto che i pedoni. Chi passa a piedi lo fa a proprio rischio e pericolo. Il giornale. È più conveniente attraversare il ponte a piedi che andare fino a Provagna? Senz'altro. Lo sbarramento fu progettato negli anni 20. 20 anni dopo iniziarono i lavori di costruzione della centrale di Soverzene che si conclusero nel 1950. Il ponte che resse l'onda d'acqua del Vajont ha lanciato segnali preoccupanti domenica scorsa, segno che le opere di consolidamento non sono più procrastinabili.